Una giovane cubana massacrata dalle botte del fidanzato padovano, una giovane prostituta brasiliana uccisa da una mano ancora ignota. Solo gli ultimi due casi a Padova, i più eclatanti di violenza sulle donne, un fenomeno purtroppo in crescita anche a nord-est. I dati del Centro Veneto Progetti Donna di Padova parlano infatti di un aumento del 20% dei casi raccontati e gestiti dalle operatrici dell'ente. Il dato che fa riflettere è che si tratta nel 60% dei casi di donne italiane con alle spalle una relazione stabile, donne per così dire normali. E spesso ricevono questa violenza all'interno di relazioni o intime o relazioni di prossimità. È raro che una donna venga aggredita per strada, può succedere, ma il fenomeno che noi vediamo è un fenomeno che riguarda le relazioni fra le persone, fra gli uomini e le donne. Allora, che cosa serve? Sono molte cose, lo diciamo anche questo da molto tempo. Le cose basilari sono ovviamente avere dei centri antiviolenza che si occupano di queste situazioni, ma soprattutto avere una rete forte che lavora per risolvere queste situazioni. Le case sono uno strumento indispensabile per il percorso di uscita dalla violenza. Una riflessione più ampia va di conseguenza al cancan mediatico su donne, potere e escort al centro della cronaca nazionale in questi giorni. Al di là delle valutazioni personali e della morale di ognuno, vale la pena per il Centro Veneto Progetti Donna di Padova pensare ad un'opera di sensibilizzazione e ad un lavoro per un cambiamento culturale proprio sulla concezione della donna nella società odierna, un impegno che deve coinvolgere sia le donne che gli uomini. C'è bisogno che un territorio, che un paese, che uno Stato, che una comunità cominci a condividere alcune idee, un'impostazione rispetto a ciò che è una donna, a cosa è giusto, a cosa non è giusto, cosa è un reato, cosa non lo è, a cosa è bene, a cosa non è bene, per esempio per una donna, per una ragazza, ecco, come vogliamo educare le nostre figlie, le nostre ragazze, cosa vogliamo per loro, che futuro vogliamo per loro. Ecco, mi vengono in mente queste cose, sono molto importanti perché dietro alla violenza, parliamo di violenza di genere, non di una violenza qualsiasi. Le donne subiscono violenza in quanto donne, non perché passano per strada casualmente.